il matrimonio di Jeff Bezos e la polemica arriva in Parlamento con 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, che incalzano il ministro Piantedosi. Sabato 4 presidi di protesta del comitato No Space for Bezos. Dopo la festa alla misericordia salta anche il party di benvenuto al Lido, cambia ancora la logistica del matrimonio di Bezos e Loren Sanchez in Laguna, con ogni probabilità tutto sarà concentrato in Arsenale. Principio di incendio in un locale tecnico, evacuato alle 3 di notte un ostello di via Camarcella Mestre, intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area interessata dalle fiamme, nessun ferito. Mattinata di paura sulla statale 14 affossata di Porto Gruaro, un violento frontale tra 2 auto ha causato il ferimento grave di un'anziana rimasta incastrata tra le lamiere. Il traffico è in continuo aumento sulla Pedemontana, dove si sono superati gli 80.000 passaggi di veicoli al giorno. Da Venezia, Zaia e la vicepresidente De Berti difendono l'infrastruttura da tempo al centro di polemiche politiche. A Bibbione c'è una passerella che da mesi crea disagi a chi ha difficoltà motorie. La denuncia arriva da un nostro telespettatore, la cui moglie è in carrozzina e non riesce a raggiungere la spiaggia. Al Lido il gran galà dei campioni di pattinaggio artistico organizzato dall'Hockey Club Venezia. Tutte le offerte raccolte sono state devolute alla Fondazione Città della Speranza di Padova. Edizione veneziana dei nostri telegiornali, buonasera, ben ritrovati, queste le notizie principali, ma subito come ogni martedì puntuale il sondaggio tutto politico di quest'oggi che guarda le prossime regionali in Veneto. Il quesito lo vediamo subito insieme con la grafica, tra chi sarà la sfida, tra Speranzon o Giovanni Manildo per il centro-sinistra, 0422 1626 691. Se invece secondo voi la sfida sarà tra Stefani per il centrodestra e sempre Giovanni Manildo per il centro-sinistra, il numero è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. Allora veniamo alla notizia d'apertura, perché Venezia si prepara a rafforzare i dispositivi di sicurezza in vista della 3 giorni del matrimonio di Jeff Bezos. La polemica arriva addirittura in Parlamento, dove il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno incalzato il ministro Piantedosi. Intanto sono annunciati per sabato 3 presidi di protesta dal comitato No Space for Bezos. Mentre aumenta la frequenza di jet privati e aerotaxi in atterraggio al Marco Polo, imbarcazioni di lusso gettano gli ormeggi in laguna come il mega yacht da 122 metri del miliardario americano Shahid Khan. Sono le avanguardie di aria e di mare dei circa 200 ospiti invitati alle nozze di Jeff Bezos e Loren Sanchez, un esercito di celebrità protagonista di 3 giorni di festeggiamenti dal 26 al 28 giugno che sono diventati un caso internazionale. La presenza di ospiti come Ivanka e Donald Trump Jr. innanzitutto costituiscono motivo di particolari precauzioni in ottica di sicurezza e in prefettura il Comitato Provinciale dell'Ordine Pubblico ha fatto il punto della situazione con i responsabili di tutte le forze dell'ordine. Oltre alle manifestazioni di dissenso locale, preoccupa l'aggravarsi delle tensioni internazionali dopo il bombardamento americano in Iran. Bezos mi risulta che faccia questo matrimonio che costerà dagli ultimi conti che ho visto fare 40-48 milioni, ma porterà anche una visibilità, una promozione del nostro contesto, che è una promozione internazionale. Qualcuno si è preso la briga di dire che vale circa 2,5 miliardi, vale più di 5 Super Bowl americani. A questo punto sorge spontanea, diceva quel signore la domanda, ma a che pro, visto considerato che Venezia è piena di turisti? Al pro che comunque è una comunicazione internazionale, ma soprattutto ricordiamoci che anche quello che è la promozione è una promozione che io spero intercetti ad esempio molta filantropia a livello internazionale. Non tutti la vedono così. Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa al ministro degli Interni Matteo Piantedosi sul robusto apparato di sicurezza che dovrebbe blindare Venezia durante i festeggiamenti. Ricordando che Amazon è sottoposta ad indagini per sfruttamento dei lavoratori, Angelo Bonelli ha parlato di una città comprata per 3 giorni in una sorta di celebrazione sfrenata del lusso. Secondo Fratelli d'Italia invece Piantedosi non dovrebbe riferire in aula su questo argomento perché il ministro dell'Interno non è un organizzatore di matrimoni e ogni giorno ci sono manifestazioni che bloccano strade e attività economiche senza che nessuno chieda informative urgenti alla Camera. A continuare così, immagino che qualche altro VIP che vede tutta sta scena dirà, beh, visto che dobbiamo sposarci, dobbiamo fare i 18 anni della figlia o del figlio, sto giro andiamo a Saint-Tropez, andremo a Parigi, andremo da qualche altra parte, a Monte Carlo. A me non sembra una bella soluzione questa. Di certo non abbiamo incentivato i futuri eventi.
così li deprimiamo. Dopo le azioni degli ultimi giorni, sabato sono annunciate non una ma 4 manifestazioni, o meglio 4 presidi via acqua e via terra, con musica e interventi e allestimenti organizzati dal collettivo veneziano No Space for Bezos sul ponte Nicolò Pasqualigo in Strada Nova, nelle fondamenta Santa Caterina, della Misericordia e dell'Abbazia. I partecipanti sono consigliati di portare gonfiabili, strumenti musicali e in caso costume da bagno con maschera e boccaglio. Intanto cambia ancora la logistica del matrimonio, con ogni probabilità tutto, anche il fatidico sì, sarà concentrato in Arsenale. No Bezos, un altro striscione è comparso nella notte davanti all'ingresso del ristorante La Pagoda in Lungomare Marconi al Lido di Venezia, dove giovedì sera si sarebbe dovuto tenere con il ristoratore dei divi Luca Prader il primo grande evento della 3 giorni del matrimonio da favola in laguna di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Il benvenuto ai circa 200 ospiti si sarebbe dovuto tenere, perché poi in mattinata gli organizzatori hanno comunicato dispiaciuti al ristorante che l'evento è annullato, specificando però che Jeff Bezos pagherà tutto comunque quello che era stato pattuito per la serata, compresa la cena e i servizi. Cambiano dunque anche il programma e le sedi di riferimento, il campo d'azione per le nozze si restringe. Niente ricevimento matrimoniale degli sposi alla Scuola Grande della Misericordia, dove in mattinata è stato smantellato tutto ciò che era stato predisposto per il grande evento. Tutte queste proteste di coloro che non vogliono il matrimonio di Bezos a Venezia siano assolutamente assurde. Venezia dovrebbe essere onorata come città che alcune persone di prima fascia nel mondo, nella finanza, nell'impresa, nello spettacolo, decidano di venire a Venezia per festeggiare il loro matrimonio in quella che è considerata da sempre la città dell'amore. Quindi pensare di contestare questo tipo di eventi è un errore grave. Tutta la città trae linfa da questi appuntamenti, ribadisce Pancera. Intanto in mattinata si sono visti attraccare a Venezia i primi mega yacht, quello da 122 metri del miliardario americano Shahid Khan. Ad esempio si trova ormeggiato alla Marittima, sulla banchina tradizionalmente riservata alle grandi navi. In punta della dogana invece, davanti al bacino di San Marco, quello da 70 milioni di dollari di Bill Miller. Anche per l'economia della città, perché tante piccole e medie aziende lavorano grazie alla possibilità di organizzare grandi eventi che spesso riescono a far riequilibrare i conti aziendali in una stagione, per esempio, come quest'anno, che porta dei segni meno 10, meno 20, meno 30% in tante aziende della città, e la possibilità di poter attingere ad eventi così importanti con budget così corposi sicuramente sono un'occasione da non perdere e che di certo danno poco fastidio alla città ma portano tanta ricchezza. Vigili del fuoco al lavoro questa notte intorno alle 3 per un principio di incendio in un locale tecnico della EO Hostel di via Ca' Marcello a Mestre. Nessuna persona è rimasta coinvolta né tra il personale dell'albergo né tra gli ospiti. Le squadre dei pompieri giunte dal comando di Mestre hanno evacuato la struttura e messo in sicurezza il locale interessato dalle fiamme. Le ore seguenti sono state dedicate all'accertamento sulle cause del rogo da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Grave incidente questa mattina, un frontale tra 2 auto lungo la statale 14 a Fossalta di Portogruaro. Brutto incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 14 all'altezza del chilometro 68 nel territorio di Fossalta di Portogruaro. Erano da poco passate le 8:20 quando 2 automobili si sono scontrate frontalmente, provocando gravi conseguenze. Coinvolti nello schianto una coppia di anziani diretta verso il mare e un giovane che procedeva in direzione opposta dalla Tisana verso Portogruaro. L'impatto è stato particolarmente violento e ha fatto finire l'auto della coppia, una Volkswagen, in un fossato a bordo della carreggiata. Abbiamo sentito un grosso boato, un tonfo netto, quando sentiamo questo rumore di precipitarci e vedere poi la situazione come sia.
e abbiamo capito subito che c'era qualcosa di grave, che era successo qualcosa di grave. Un mozzo della ruota anteriore di un'auto si era completamente staccato e quindi da lì abbiamo capito che c'era qualcosa di grave. Ho chiamato subito il 118 e con l'operatore abbiamo prestato subito il pronto soccorso a una coppia. La signora accusava dei dolori alla schiena. Ad avere la peggio è stata proprio la donna, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro sono intervenuti rapidamente per liberarla utilizzando cesoie e divaricatori idraulici. Contestualmente sono arrivati sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza supportati dall'elisoccorso decollato da Treviso. Una volta estratta, l'anziana è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita d'urgenza in elicottero all'ospedale di Mestre. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri, pesanti le ripercussioni sulla viabilità. La strada infatti è rimasta chiusa fino alle 11 con forti rallentamenti e disagi al traffico per tutta la mattinata. Non è la prima volta che ci capita di assistere a degli incidenti. Primo è l'alta velocità, secondo sicuramente sarà la distrazione alla guida. E poi abbiamo fatto presente che, come potete vedere anche qua sulla strada, c'è una linea continua in prossimità di un'intersezione, di un distributore. Le persone sorpassano e non si rendono conto che dall'altra parte ci possa essere una persona che si è già immesso nella carreggiata e quindi gli scontri frontali possono succedere molto più frequentemente, insomma, ecco. Oggi il presidente Zaia e la vicepresidente De Berti hanno fatto il punto sulla pedemontana veneta, sul traffico lungo la superstrada. Questa è un'infrastruttura che oggi dà dei buoni risultati, ha un incremento importante di veicoli e senza entrare nei dati tecnici ha avuto un incremento nell'ultimo anno del 18% di traffico che oggi cuba più o meno 83.000 veicoli al giorno, che non sono poca cosa se consideriamo che ci sono infrastrutture nate 40-50 anni fa anche in Veneto che fanno meno traffico. Con l'interconnessione alla Brescia-Padova, da maggio dell'anno scorso il traffico sulla pedemontana è aumentato del 18% rispetto al gennaio 2023 del 144%. È una difesa del valore strategico che questa infrastruttura rappresenta per il territorio produttivo del Veneto, quella che intendono dimostrare i numeri alla mano presidente e vicepresidente della regione Luca Zaia ed Elisa De Berti. Il dato positivo per togliere di mezzo le polemiche è che sicuramente la pedemontana è un'infrastruttura che serve perché sta dando delle soddisfazioni. È stata costruita nella zona più industrializzata del Veneto per dare una risposta anche alle necessità delle aziende e dei mezzi pesanti di potersi muovere in sicurezza, inquinando meno e arrivando più velocemente ovviamente a destinazione. Il traffico pesante sta crescendo molto di più rispetto alle previsioni. Lo scorso 20 giugno la pedemontana ha raggiunto gli 84.447 passaggi al giorno con un introito di 525.300 euro, di cui oltre il 40% generato dal traffico pesante. Sta funzionando anche lo sconto del 60% sul pedaggio per i veicoli leggeri dotati di telepedaggio, introdotto lo scorso 10 marzo a chi percorre fino a 2 tratte giornaliere da 25 km ciascuna. C'è un incremento generale sostanzialmente su tutta l'infrastruttura del 35%, siamo arrivati anche a un incremento dei mezzi leggeri dal lunedì al venerdì del 35%, però ci sono delle tratte che danno soddisfazione, vanno oltre il 40%, o Breganze e Valleagno che dà oltre il 74% di incremento di mezzi leggeri. La superstrada e i suoi costi sono diventati argomento di dibattito e di polemica politica in Consiglio regionale, probabilmente anche uno dei temi che saranno affrontati nel corso della prossima campagna elettorale. Stiamo vedendo un incremento che è pauroso, se valutiamo questo incremento dal primo giorno ad oggi è del 141%, se lo valutiamo nell'ultimo anno 18%. E continuano ad esserci così tante polemiche allora? È diventato uno dei temi importanti anche in Consiglio regionale. Io onestamente non le vedo le tante polemiche, diciamo che sono pochi che fanno tanta polemica, visto considerato che i cittadini sono felici di questa infrastruttura e penso che il dato sia praticamente dimostrabile nel momento in cui hai 83.000 auto al giorno che ci vanno, vuol dire che qualcuno la percorre la pedemontana, altrimenti sarebbero tutti sulla viabilità ordinaria. Considerare 40 milioni all'anno ad oggi, che probabilmente diminuiranno, un buco nero, insomma, sfido chiunque a fare un'infrastruttura di questo tipo e a spendere meno di 40 milioni. A Bibbione c'è una passerella che da mesi crea disagi a chi ha difficoltà motorie, la denuncia di nostro telespettatore.
Dall'anno scorso non hanno fatto niente, che aveva ceduto 10 centimetri dal cemento. Grazie a una segnalazione arrivata alla nostra emittente ci siamo recati a Bibbione, più precisamente al Lido del Sole, all'altezza della cassa numero 10. Qui da quasi un anno si segnala una situazione di criticità legata alla pedana d'accesso, utilizzata principalmente da persone con disabilità e da famiglie con passeggini. Il problema risale ad agosto 2024, quando la struttura risultava già pericolante. La pedana era caduta di circa 10 cm, rendendo impossibile il passaggio e costringendo le persone con difficoltà motoria a percorrere centinaia di metri per raggiungere il proprio ombrellone. 100 metri, girare a sinistra, dare a metà spiaggia, tornare indietro, sicché devi fare quasi 1 chilometro per fare il giro. A segnalarci il problema è stato il signor Carlo, la cui moglie si trova in carrozzina e proprio a causa delle condizioni della passerella non riesce ad accedere alla spiaggia in autonomia. Ieri per passare ho dovuto insistere per venire giù perché stavano lavorando, e sicché adesso mi hanno detto che la metteranno a posto più avanti. Anche l'anno scorso si aveva detto che la mettevano a posto, però hanno cominciato adesso che c'è piena stagione, non si sa perché, e anche perché mi hanno detto che è tutta marcia sotto, sicché non si sa quanto durerà. Nei mesi successivi l'infrastruttura è stata oggetto di vari interventi che però non hanno mai risolto il problema in modo definitivo. A ogni tentativo di sistemazione è seguito a distanza di qualche settimana un nuovo cedimento. L'appello del signor Carlo è molto chiaro. Posto definitivamente, magari in getto, in cemento, no così, perché poi se la mettono così fra 2 o 3 anni è compagno di prima. La situazione la continueremo a monitorare anche alla luce della segnalazione ricevuta, con l'auspicio che si possa presto arrivare a una soluzione stabile e definitiva. Nuove frontiere nella lotta al Parkinson dall'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia. Ci sono nuove cure, tecnologie e scoperte scientifiche interessanti che nel terzo millennio possono arrivare alla diagnosi e alla cura a livello efficace del Parkinson. Ne ha offerto una significativa panoramica la 7ª edizione dell'aperitivo scientifico organizzata dall'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia, uno tra una 50ina di istituti di ricovero di carattere scientifico riconosciuti a livello nazionale dal Ministero della Salute. L'ospedale è all'avanguardia nella neuroriabilitazione e nella ricerca, è guidato dall'ordine religioso delle Suore Immacolate di Pistoia Serve di Maria, in sinergia con l'ospedale Villa Salus in Terraferma Mestre e ora da pochi giorni anche con l'ospedale Fate Bene Fratelli in centro storico a Venezia. Al timone l'amministratore delegato Mario Bassano. Il Parkinson si può affrontare e vincere. Tra i relatori, dopo i saluti introduttivi del direttore scientifico Pierfranco Conte, diversi medici, ricercatori, fisioterapisti che già lavorano al San Camillo. Tra i luminari anche il graditissimo ritorno del professor Angelo Antonini e del professor Pierluigi Nicotera. Quest'ultimo ha sottolineato che la ricerca sta progredendo moltissimo e quindi abbiamo delle nuove tecnologie, abbiamo dei nuovi farmaci che stanno raggiungendo il mercato adesso, e dopo anni in cui in pratica mancavano completamente le terapie, soprattutto per il Parkinson, che è una di queste patologie, ci sono adesso una serie di trattamenti che migliorano la qualità della vita. Tante le cure in campo, come ha ben spiegato la dottoressa Sara Zago, tecnico di neurofisiologia e supervisore del laboratorio dell'ospedale San Camillo del Lido. Le nuove frontiere della stimolazione e della neuromodulazione coinvolgono anche questa stimolazione magnetica transcranica o TMS, che implica appunto la stimolazione della corteccia cerebrale tramite impulso magnetico. Il suo utilizzo è conclamato, particolare disturbo ossessivo compulsivo, depressione cronica maggiore. Grande successo del Gran Galà dei campioni di pattinaggio artistico organizzato dall'Hockey Club Venezia. Una serata magica con le danze meravigliose sui pattini che hanno dato il via all'estate 2025 sulla pista del pattinodromo del Quattro Fontane al Lido di Venezia per la 16ª edizione del Gran Galà dei campioni di pattinaggio artistico a rotelle, che ha visto sbarcare in laguna per questa occasione campioni mondiali, europei e nazionali del pattinaggio internazionale. Gli ospiti si sono alternati incantando la platea con le spettacolari performance del 57° saggio annuale e delle 80 allieve ed atlete che hanno partecipato ai vari corsi dell'Hockey Club Venezia, storica società sportiva presieduta oggi da Massimo Carron.
Sugli spalti tutto esaurito con un pubblico entusiasta di oltre 1000 spettatori. Durante la serata sono state raccolte poi dalle offerte libere del pubblico 1.648 euro che sono stati destinati alla Fondazione Città della Speranza di Padova per la cura e per la ricerca delle malattie oncoematologiche dei bambini. Tra i campioni in pista anche il campione mondiale senior 2024, Alessandro Liberatore, che ha confidato il suo sogno olimpico. Spero di riuscire a coronare questo sogno, anche se pur non con i pattini a rotelle sui quali sono nato. Spero di riuscire a raggiungere la vetta che molti altri atleti hanno avuto la fortuna di poter raggiungere. Cerchiamo di farlo sempre migliorandoci di anno in anno, cerchiamo di portare i migliori atleti, cerchiamo di migliorare con noi. Soprattutto io sono soddisfatto perché aumentiamo anche il numero dei nostri atleti. Ricordiamoci che noi ci alleniamo qualche volta solo al palazzetto dell'Arsenale sotto in un buco, e poi per portarle qua, atlete di Venezia, portarle qua al Lido è sempre un po' difficile. Testimonia della serata la bravissima Elisa Parutto, atleta della Polisportiva Terraglio e della Nazionale Italiana di Special Olympics per la danza sportiva, poi Angelica Polli e José Inglese, il gruppo Junior Division della società Pattinaggio Artistico di Portogruaro, in pista anche il gruppo Phoenix, società Karting Mestre. È davvero tutto, ora vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.